Innanzitutto salutiamo insomma, il nostro corregionale Checco Candussi che è qui a Mantova per il secondo anno, non mi pare che Sì, tu sia il secondo anno. Ecco, quest'oggi hai voluto fare la partita assieme a tutti i tuoi compagni, hai tirato da 8 metri, un tiro da 3 punti che ha spaccato tutta questa gara, ma oltre alle cose che hai fatto anche nel primo quarto. Soddisfatti? sì, direi che è stata una partita soprattutto di squadra molto molto buona, abbiamo sofferto, siamo stati bravi a soffrire nei momenti difficili in cui Udine è tornato, in cui abbiamo fatto degli errori noi, poi il canestro di Udine è molto molto buono, io mi sento bene, quindi sono al servizio della squadra, poi se metto le bombe da 8 metri tutto guadagnato, però c'è anche il resto e non è da buttare. Beh, hai fatto una striscetta di 7 punti che ha dato il là insomma, alla vostra vittoria, proprio nel quarto periodo. Sì, sì, diciamo che sento la fiducia dei compagni, degli allenatori dell'ambiente, sto bene, sono sereno, quindi è molto più facile quando sei così riuscire a giocare bene. Poi- Siete una squadra di non grandissimi nomi, no? Però di grandissimi lavoratori direi questo. Siamo una squadra molto molto giovane, qualcuno di questi ragazzi sicuramente nei prossimi anni qualcuno ne sentiremo parlare parecchio. Diciamo che siamo una squadra che ogni giorno lavora in palestra duro, lavora in palestra con voglia, con cattiveria, con energia. L'AM è un allenatore che trasferisce questa energia, ci dà questa energia, questo entusiasmo e noi lo sappiamo perfettamente poi buttare nel campo. Facendo i nostri errori, sono una squadra giovane, quindi gli errori ci stanno, però riusciamo sempre a soffrire, riusciamo a stare assieme e questo è l'importante. Senti, un pensiero su Udine, come l'hai vista? Udine è una squadra solida secondo me, adesso magari sono le prime partite, bisogna trovare un po' la quadratura del cerchio, una squadra che secondo me farà molto bene perché ha grandi giocatori, c'ha esperienza, sicuramente è una squadra da temere. Grazie Checco e buon lavoro insomma, in questo di Grazie, in Mantova. bocca al lupo a tutti.